Innanzitutto ti faccio i complimenti, non te li ho fatti in privato perché il collegamento che ho fatto io con il tuo canale YouTube è stato condotto molto bene da te, perché tu eri il conduttore, io ero l'intervistato e l'hai condotto molto bene. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, come vedrete, come avete visto adesso, ma poi adesso vediamo il video completo, ci ho preso gusto con Paolo e siamo intervenuti anche in TV. Io dico sempre siamo perché quando io mi muovo si muove tutta la community, siamo quasi 7000, è una roba pazzesca. Benvenuto chiunque ovunque, e ogni volta che c'è un nuovo video c'è un nuovo iscritto che si vede qua, benissimo. Quindi oggi volevo farvi vedere questo intervento che è avvenuto ieri. Oggi è martedì, ieri era martedì, insomma domani sarà martedì, e volevo anche parlare dell'Inter, ma in prospettiva Napoli, nel senso che l'Inter ci insegna delle cose, Conte può insegnare delle cose a Gattuso, oppure potremmo farle meglio. Vedetevi questa parte con Paolo e poi dopo ci azzecca benissimo, guardate come ci azzecca, guardatelo tutto, è importante. Bene. Valerio da New York, ciao Valerio. Ciao ragazzi, prima di tutto auguri ad Anna perché gli amici sono bellini ma le amiche sono bellissime, mettiamo le cose in Ciao chiaro. Valerio! Ma la cosa strana è che Ciao. noi siamo bellini, questa è la strana, la seconda... No, sapete perché siete bellini? La premessa è questa che devo fare, Paolo, perché voi date informazione con cognizione di causa, con analisi, e mi avete convinto praticamente a fare il mio canale YouTube in maniera diversa, perché è una giungla lì fuori e quindi facendolo con analisi si eleva il livello Si anche può fare, dei ci ho tifosi, ed è creduto importante. Valerio tanti anni fa in questa cosa che tu stai dicendo, io ci ho creduto tanti anni fa e non ti nascondo che qualcuno, ma anche quelli che decidono se le trasmissioni si fanno o non si fanno in TV, mi ha un po' combattuto, non è che mi hanno impedito mai di farle come voglio io perché tengono una capa tosta che non finisce mai, però mi hanno un po' combattuto e dice ma così non si arriva a tutti, diventa elitario. Io ho detto lascia perdere, ce la facciamo, spiegandole bene le cose ce la facciamo da far appassionare veramente, perché poi quello che ti segue solamente per gridare Simmo bello, Simmo forte, poi dopo ci fa seria pure si gridare tutti i giorni Simmo bello, Simmo forte e Simmo grandi. Invece quando si va nei contenuti la gente si appassiona poi, e tu sei uno di quelli che ci segue sempre, lo sappiamo, ti ringraziamo e innanzitutto ti faccio i complimenti, non te li ho fatti in privato perché il collegamento che ho fatto io con il tuo canale YouTube è stato condotto molto bene da te, perché tu eri il conduttore, io ero l'intervistato e l'hai condotto molto bene. Io ti ringrazio, sono onoratissimo, tra l'altro mi vero. sono onorato anche della presenza di Antonio Caito, perché per me quando vedo delle cose che vanno oltre vanno portate poi a più persone possibili. Vabbè, quella è Noi una siamo in macchina che ti 7000 qua. porterai, è una pecca del canale aver ospitato me. Ragazzi, io volevo dire solamente due cosine. La prima, credo una cosa che non tutti hanno notato oppure non l'ho sentita. Una cosa buona di Gattuso, che c'era un cambio da fare, il cambio di Elmas e Mario Rui al 77esimo. Gattuso pensava si trattasse di un fallo laterale, lo stava urlando. Fate il cambio subito, poi si è reso conto che era un calcio d'angolo e ha bloccato il cambio. Gattuso, quindi Gattuso, esatto, perché si vede proprio chiaramente, e quindi praticamente qualche cosa, come vedete, quindi errare umanum est. Esattamente, no disputandum, sputazzellam come tutti, perché io con Totò, con te, io sono preparato come te, gli altri due non lo so in studio, ma... No, ma con Totò è difficile, no, con Totò lascia stare, parla solo con me con Totò. E la seconda cosa, velocissima, e poi vi ringrazio, per quanto riguarda questa storia della partenza dal basso, e si parla poi di De Zerbi che è uno che la fa fino alla fine, anche concedendo errori ai propri giocatori, secondo me bisogna semplicemente fare meglio la versione B, nel senso che se tu parti dal basso e non ci riesci e poi comunque devi lanciare, la palla è comunque persa perché non siamo attenti e in avanti per prendere le seconde palle, perché no, se tu devi andare a giocare sulla seconda palla è meglio la seconda palla, cioè più possibilità di andarla a conquistare se rilanci direttamente col portiere, perché hai fatto salire tutta la squadra. Se invece sulla seconda palla speri che ci arrivino dopo che stavano tutti quanti dietro per uscire dal basso, non è che si fittano i motorini in mezzo al campo e quelli possono arrivare immediatamente ad andare a giocare la seconda palla. Oddio, Osimhen ce l'ha il motorino incorporato. Osimhen.
Esattamente, quindi per me questa è l'unica cosa che si può dire: facciamo battere il portiere, alziamo la difesa e mettiamo Demme, Fabian o chi per loro più o meno ad attaccare, perché non è detto che la prendono sempre pulita gli avversari, li puoi sfruttare, sei più Però noi non verticale, teniamo sfrutti grandi le centrocampisti di seconda palla. Noi non teniamo questo sì. un grande centrocampista di seconda palla, senza andare a fare esempi lontani, è Allan, non gioca più con noi. Zielinski esatto. che sulla seconda palla se ne fugge per paura dello Lui scontro. Allan era fenomenale nella seconda palla. Ne recuperava Bisogna un sacco. sfruttare Demme. Che magliette sopra lei poi di saluto? Allora, quella è ovviamente la versione argentina, però mi sono fatto mettere il nome mio perché sono vabbè, egocentrico. E quell'altra è la maglietta del New York City, perché noi siamo a New York e quindi... Ah, va bene, la squadra di calcio di New York. Ciao Vale, grazie, ci sentiamo e ci vediamo Ciao. presto. Ciao a tutti, Valerio. grazie. Ciao Valerio. Ed ecco che io quando parlo di questa famosa benedetta costruzione dal basso, dove poi bisogna attaccare la seconda palla, eccetera, eccetera, si può fare. Si può non fare, si può fare diversamente, si può fare con caratteristiche, giocatori che hanno caratteristiche migliori, più aggressivi, eccetera, eccetera, ma il punto vero è convincere certi giocatori a fare certe cose anche se non sono nelle loro corde. Ragazzi miei, l'Inter batte l'Atalanta, ok? Ma hanno fatto una partita difensiva, tutti dietro la linea della palla. Io ho guardato bene specialmente il secondo tempo. Nel primo tempo ci sono state alcune occasioni, calci d'angolo e cose, loro la sbloccano con un calcio d'angolo, ok? Dopodiché rinunciano completamente a giocare, fanno sfogare l'Atalanta, però stanno belli lì dietro, serrati, chiusi, belli stretti, ognuno aiuta l'altro. Perisic non è un terzino, e Lautaro non è un terzino, e Eriksen non è un cagnaccio. Ma cosa succede quando si lotta per un obiettivo? Quando si lotta per un obiettivo che tutti vogliono raggiungere allo stesso modo? Succede che un gladiatore come Conte, che grida come un dannato, quindi alle volte si può anche gridare quando poi si raggiungono i risultati, non è detto. Invece no, Gattuso non può nemmeno gridare, ma purtroppo è così. Quando le cose vanno male, tutte le cose che hai fatto sono degli errori. Se tu convinci certi giocatori, tu anche con dei giocatori di qualità puoi fare un tipo di calcio. E il catenaccione non è una cosa che noi dobbiamo vedere come l'anticalcio, non è un'idea di gioco, eccetera, eccetera. Con il catenaccio, storicamente, catenaccio e contropiede fatto per bene. L'Italia ci ha costruito le sue fortune. Andate sempre a vedervi Guardiola nel documentario sul Manchester City, dove prepara la partita contro il Chelsea di Conte. Guardiola dice: ragazzi, questo è calcio italiano, scordatevi che stiamo in Inghilterra, questi aspetteranno un nostro errore e ci faranno male appena noi sbagliamo qualcosa, perché stanno lì, chiudono tutti gli spazi. Insomma è un calcio anche rispettato a livello europeo. Poi può funzionare, non può funzionare, in Europa non sempre arrivi fino in fondo, perché sono partite secche dove alle volte magari un episodio la sblocca e tu non riesci poi a produrre il resto. Ok, però una squadra come l'Inter che ha quei campioni lo riesce a produrre anche il resto. In questo momento secondo me noi ci troviamo di nuovo nella condizione post Ancelotti, dove Gattuso ha detto: noi non abbiamo la freschezza, siamo un po' fragili mentalmente. Quando muore Gulam, e speriamo che insomma riesca a tornare in campo prima o poi, ma la cosa è gravissima e purtroppo quando succede quell'infortunio il Napoli ha un contraccolpo psicologico importante e quindi cominciamo ad abbassarci un pochino. Usai ha fatto la sua partita, non ce la prendiamo nemmeno con lui, ma in generale se voi guardate c'è anche una cosa bellissima di Gerardo Marino, che lui fa la Insigne Cam, no? Si concentra su Insigne e noi possiamo ascoltare anche quello che dice Insigne. Insigne dice a Mario: lui Mario non ci facciamo gol solo noi, mi raccomando. Quindi ci sono delle dinamiche all'interno di uno spogliatoio, dei momenti del calcio dove tu puoi essere brillante, puoi dominare come abbiamo fatto in alcune partite nel girone d'andata, e altre in cui devi essere tranquillo, aspettare, sfruttare le tue potenzialità. Però attenzione, un Maksimovic, ve lo ricordate? Io prendo Maksimovic come esempio. Vi ricordate come era contento di aver vinto la Coppa Italia? Come saltava sopra i taxi? Quel Maksimovic là, con l'obiettivo Coppa Italia, ha dato tutto, ci è piaciuto con Manolas, hanno fatto, Koulibaly era infortunato, hanno dato tutto, concentrati, c'è l'obiettivo, ci aiutiamo tra noi, facciamo anche la difesa estenuante e poi diventiamo più pericolosi in attacco perché sono poche le occasioni che avremo. Ragazzi, sta tutto lì. Questi giocatori hanno la voglia di rompersi le gambe, con tutti gli infortuni in tutto il mondo, hanno la voglia di rompersi le gambe per l'obiettivo quarto posto, quando l'Inter ci ha fatto un ulteriore regalo
bloccando l'Atalanta, si può anche fare a livello di punti, ma non possiamo farci false speranze nel momento in cui vediamo il calendario e vediamo che i filotti questa squadra è difficile che li fa, mentre le altre squadre hanno un calendario anche un po' più agevole. Quindi capiamoci, serve la società che vuole veramente arrivare, quindi dice ragazzi dovete farlo perché questo è l'obiettivo, così. Dopodiché l'Europa League la vogliamo? Ci serve? Vogliamo arrivare quinti oppure dobbiamo lasciarci andare? Questo è quello che vorrei capire, perché l'Europa League molto spesso non viene considerata né dalla società né dai calciatori che poi la snobbano. Il problema sapete qual è? È che il Napoli va in Champions League solo quando lotta per lo scudetto. Questa è la storia di questa squadra. Quindi purtroppo uguale ad Ancelotti, nel momento in cui si perdono punti, si perdono posizioni dalla vetta, il Napoli si ammoscia e piano piano diventa discontinuo, perché le sinapsi ogni tanto ti scappa quella cosa, stacchi la spina, fai gli errori, stacchi lo spina, l'errore, demme, eccetera eccetera, quindi è complicata. Però le cose, come dice Guido Gentile, le cose statisticamente possibili alle volte sono calcisticamente impossibili, proprio per certe dinamiche che nel calcio vanno rispettate. Spogliatoio unito, fiducia all'allenatore e chiarezza di progetto. Senza queste tre cose il 150% nessuno lo dà, a meno di cose personali, orgoglio personale, e senza il 150% del gruppo tutto unito, l'Inter e la dimostrazione, non si raggiungono i risultati. Qualcuno dopo l'Inter che vinse con il Napoli rubandosela disse l'Inter è una squadraccia, non vincerà mai lo scudetto. Intanto che cosa sta succedendo in Serie A? Che l'Inter probabilmente mette una seria ipoteca sullo scudetto e bisogna vedere le altre due, perché sono le altre due che se la giocano, se hanno la forza di recuperare quei punti, perché si sta allargando un pochino la forbice e le coppe avranno la loro importanza, non tanto per la stanchezza ma anche per un fatto morale, perché uscire dalle coppe ti ammazza, poi devi riprenderti, continuare nelle coppe ti ammazza poi fisicamente, poi devi riprenderti. Insomma ragazzi, la settimana tipo è lontana, ma se noi la sfruttiamo, non voglio dire che ci credo, ma se non ci crediamo neanche noi, come pensiamo che ci credano questi giocatori? Da New York, Valerio Frugo è tutto, iscrivetevi a tutte le cose perché questa è una settimana particolare, chissà quando andremo live e dove, quindi attenzione, seguite bene tutte le cose belline, Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.